No? Poi queste strutture, queste figure assumono naturalmente poi delle connotazioni. La storia diventa mito, diventa leggenda, diventa, ecco. Il druido di quella situazione è Mago Merlino. Allora, Mago Merlino viene narrato, cioè viene presentato come la figura di un mago. In realtà la magia nella tradizione dei druidi era sicuramente presente, ma è presente in tutti i loro nei miti, nella grande tradizione delle epopee, no? Nei grandi cicli mitologici. I Celti hanno una fantasia visionaria che è unica. Nella loro arte, se uno pensa l'arte celtica, le miniature, no? Il libro di Kells, per esempio, che hanno queste decorazioni involute, questi nastri, questi intrecci, questi nodi, in cui sembra quasi il cervello si perde. Anche la loro stessa mitologia o la loro arte narrativa o le grandi storie visionarie sono incredibili, e quindi c'è questa dimensione. Però i druidi non erano una casta, erano una classe. Cosa vuol dire? Una casta significa che se tu sei druido e nasci figlio di druido, diventi druido, e da lì, come nel Medioevo, automaticamente nel Medioevo europeo, chi nasceva nobile rimaneva nobile, poteva anche essere spiantato poi, però sempre nobile. Quindi un druido poteva anche non avere questi poteri, magari, perché no, era i druidi, essendo una classe, avevano varie, specializzazioni. C'erano i druidi giuristi, i druidi medici, i druidi scienziati, chiamiamoli così, naturalisti, i druidi astronomi, i druidi che erano anche maghi, i druidi sensitivi, una cosa. No, avevano le cliniche, pare così, avevano le cliniche nel bosco, perché non esistevano templi nel mondo celtico. I templi che noi abbiamo, o le statue che noi abbiamo, sono di epoca romana, quindi noi abbiamo della rappresentazione di divinità che sono gallo-romane, sono state trovate in Gallia, oppure se ci sono delle strutture che magari anche qui in un'ansa del fiume è stato trovato dei resti di un tempio gallo-romano, sono di epoca molto tarda. Non avevano strutture, templi fatti di pietra o no. Il tempio era il nemeton, erano all'aperto. I nemeton erano radure nei boschi o boschi sacri, chiamiamoli un po' così, e dove venivano svolte le varie cerimonie religiose, ma dove anche si tenevano, per esempio, le assemblee, i consigli giuridici, oppure nella sede del re, nei luoghi in cui abitavano i regnanti, i consigli dei saggi, i consiglieri. I saggi erano loro, ed erano la parte più importante della società, molto più importante. I druidi avevano un potere maggiore di quello del re. Il re non muoveva un passo se prima il suo druido, i suoi druidi non avevano approvato Merlino. Era un po' come il Papa e i suoi consiglieri, ma qui mi taccio, è una mia opinione. Come a volte accadeva con i sacerdoti egiziani. Ecco. Solo che, essendo appunto una classe, non una casta, anche in India sì, con i Brahmini. Infatti ci sono molti contatti fra
quella che era la società e anche la tradizione, la cultura dell'antica India, dove si suppone che siano arrivati gli indoeuropei, antica India del nord, non quella del sud dove c'erano le popolazioni dravidiche, ecco, gli ariani, che erano anche loro, insomma, sti indoeuropei, che poi non si sa se ci sono stati, non ci sono stati, non è ben chiaro. Comunque queste popolazioni che avevano in comune delle cose che erano appunto le tradizioni funebri, la struttura tripartita della società, la religione che aveva un dio padre e non una dea madre, quindi una società patriarcale e non matriarcale. Che avevano erano delle società di guerrieri, società aristocratiche, cavalleresche, come i greci dell'Iliade. Quindi quella era, diciamo, il tipo di società che poi appunto è rimasta un po' fino. Allora avveniva questa festa con queste assemblee che si tenevano in luoghi che per i Celti erano in genere, sempre se parliamo di Irlanda, il luogo centrale dove molte cose importanti avvenivano era la collina di Tara. Tara, in Irlanda ci sono 4 diverse parti, le 4 diverse parti d'Irlanda. E poi c'è la parte centrale che è la contea di Meath, cioè di mezzo, diciamo, no? Nella contea di Meath c'era la reggia di Tara, con la collina di Tara, dove ci sono le tombe, le tombe a passaggio, a corridoio, tombe legali, e dove c'era la sede centrale dell'Ardri, cioè del re, diciamo, supremo, il re supremo, quello che disponeva di tutti i re locali. I Celti